Bentornati su un aggiornamento con le previsioni meteo. La Dama Bianca è pronta a tornare sulle nostre montagne anche in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Quindi ci stiamo anche avvicinando a nuove perturbazioni, seppur a intervalli brevi, che porteranno delle precipitazioni anche moderate, soprattutto sul nord-ovest e sulle prealpi centro-occidentali. Le condizioni meteo nei prossimi giorni porteranno ad un campo anticiclonico, seppur di breve durata, proprio per le correnti umide atlantiche che torneranno proprio all'inizio della settimana. Come vedete, questo è quello che abbiamo vissuto nel weekend, con alcuni rovesci che hanno interessato l'estremo sud. La situazione però è questa: come vedete, una forte instabilità che si concentra di matrice artico-marittima proprio sull'Europa occidentale, in particolar modo sulla Gran Bretagna, con l'invio di vortici depressionari verso il Nord Africa e verso quindi il Mediterraneo centro-occidentale, rischiando anche quindi l'Italia di precipitazioni proprio nei prossimi giorni, mentre una forte ondata di gelo e di nevicate si concentra, come vedete, sugli Stati Uniti d'America, quindi divisa in due questa circolazione, con anticicloni ben direzionati invece sul Polo Nord. Come vedete, questo è quello che è successo per quanto riguarda i scorsi giorni, e continuerà la discesa di quest'aria molto fredda di matrice artico-continentale che andrà ad addossarsi proprio sulla Russia, mentre da noi vivremo temperature in media quel periodo. Le condizioni porteranno quindi a delle correnti umide atlantiche e con piovosità sopra la media anche per la nuova settimana, che quindi si concentrerà una arte molto dinamica e con addirittura la venuta dello stat warning. Cosa vuol dire? Quindi quello che succederà sarà il riscaldamento della stratosfera proprio sul Polo Nord, non solo quindi sulla zona, ma come vedete su tutto quanto il circolo polare artico, mentre avremo la divisione quindi di due sistemi depressionari artici che andrà a concentrarsi sul Nord America e poi, come vedete, anche sull'Europa, specie sulla Russia, sull'Europa centro-orientale. Queste le temperature anomale che riscontreremo proprio nella settimana dal 13, quindi nella seconda decade del mese di febbraio, quando saremo leggermente sotto la media stagionale sulle regioni del nord Italia e su tutto quanto invece il nord e centro Europa. Altrove invece, come vedete, al sud e sulla Europa orientale vivremo temperature sopra la media stagionale. Questo quindi è quello che vivremo la prima settimana, almeno fino al 13, con delle condizioni molto fresche, perturbazioni atlantiche frequenti e piovosità sopra la media, e poi potrebbe scendere, come vedete, da nord aria molto più fredda di matrice artica e provocare quindi un forte calo delle temperature proprio attorno alla metà del mese. Come vedete invece la giornata di lunedì vivremo temperature in media col periodo, se non leggermente sopra la media, specialmente sull'area del centro, ma soprattutto al sud Italia, dove aumenteranno, avremo picchi di 20-22 gradi sulla Sicilia, proprio per la spinta dei venti sciroccali di libeccio dal Nord Africa, e come vedete una perturbazione andrà a strutturarsi proprio sulla Spagna una giornata di lunedì per portare forte maltempo, mentre il gelo russo continuerà a stazionare su quegli stati. E infatti siamo pronti per la famosa neve, e più che altro famosa neve, sono già caduti più di 1 metro proprio sulle località, sulle Dolomiti vicino Cortina, e siamo pronti anche ad raggiungere 2 metri, pensate, proprio in occasione delle nevicate che giungeranno nei prossimi giorni. Come vedete, lunedì avremo delle nevicate che si concentreranno in modo particolare sul Cunese, sul Piemonte, sull'Aosta e sui settori prealpini della Lombardia e del Triveneto a fine giornata, ma come vedete saremo attorno ai 500-700 metri sulle prealpi centrali, mentre anche più in basso su quelle piemontesi, nel Cunese, attorno ai 300-500 metri, sono localmente più in basso, specie nelle vallate. E poi martedì giungerà la perturbazione, con inizialmente delle nevicate che saranno anche fino a bassa quota sul Piemonte, addirittura fin quasi in pianura, ma non toccheranno i fiocchi le zone pianeggianti, sono al più delle comparse di neve bagnata, mista pioggia nel torinese. E come vedete queste le quote, con inizialmente delle nevicate che almeno all'alba saranno fino ai 600 metri sui settori prealpini centro-orientali, ma che saranno in rapido aumento proprio nel corso della mattinata e del pomeriggio, fino a 1200-1400 metri sul friulano e
attorno ai 1000 e 1200 metri sulle Dolomiti e così anche come sulle Prealpi Venete. Questa è la situazione e quindi avremo questo aumento del campo anticiclonico diversamente con stabilità al sud, come vedete, con temperature molto sopra la media stagionale, e questa è la quantità e la distribuzione dei fenomeni che andrà a concentrarsi soprattutto sulla Liguria, sull'Alta Toscana e ovviamente anche sull'estremo Friuli e lungo le coste centro-meridionali, in modo particolare della Sardegna. Poi mercoledì la perturbazione proprio si innalzerà da sud, quindi dai quadranti meridionali, porterà delle precipitazioni ben distribuite sul comparto del Lazio, sull'Abruzzo, e quindi qua si concentreranno maggiormente i fenomeni con rischio anche di accumuli oltre i 30 millimetri. Ancora sulla Sardegna meridionale e ancora una volta all'estremo sud, qui potremo avere anche delle piogge moderate, con la concentrazione poi della alta pressione che si andrà a distribuire sulla Francia e su parti della Gran Bretagna, che si andrà a collegare anche sul Nord Italia nella giornata di giovedì per portare una pausa temporanea, quando però un nuovo flusso instabile e di matrice sempre atlantico, per vortici sempre collocati sull'Oceano Atlantico vicino alla Gran Bretagna, potranno spingere ancora aria molto umida, a portare temporali sulle regioni meridionali, anche sulla Sardegna, e quindi anche l'arrivo di nuove piogge e nevicate, che però saranno a quote molto più alte, decisamente più alte, pensate. Quindi la quota neve sarà destinata anche ad aumentare proprio per la spinta anticiclonica di matrice africana sulle regioni del sud, e quindi noi risentiremo particolarmente di temperature invernali anche sulle zone montane. Rimanete come sempre aggiornati per non perdere i prossimi contenuti, continuate a seguirci.